una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati nel nostro consueto spazio riservato all'informazione regionale. Abbiamo la cronaca in primo piano con un incidente stradale con esito mortale che è avvenuto a Santa Lucia di Piave. Sul posto per noi Christian Arboit. Christian, ci senti? Buongiorno. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Sì, un incidente stradale mortale che ha sconvolto il comune di Santa Lucia di Piave. Siamo in via distrettuale dove questa mattina verso le 9:30 una Jeep di colore grigio ha travolto una donna, una sessantenne del posto, di una vicina frazione di Bocca di Strada. Probabilmente la donna stava andando in tabaccheria, all'edicola, al bar. Diciamo che è la zona, diciamo così, dei servizi della frazione. Fatto sta che appunto è stata falciata da questa macchina che appunto probabilmente non l'ha vista, però le dinamiche sono al vaglio della polizia locale del Coneglianese. Sul posto per buona parte della mattinata hanno operato gli uomini della locale, li vedi accanto anche alla protezione civile che per circa un'ora e mezza, 2 ore ha deviato il traffico perché per l'appunto il centro, il cuore della via è stato chiuso in entrambe le direzioni. Questo in un giorno particolarmente affollato per Santa Lucia di Piave perché oggi inizia la fiera di Santa Lucia, uno degli appuntamenti fieristici principali della Marca e del nord-est in generale. Diciamo che si tratta, Vanessa, dell'ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana. È stato un anno nerissimo, lo abbiamo raccontato più di una volta. Sono arrivati diversi appelli anche da parte delle autorità sanitarie quest'estate, per esempio quando il Covid aveva concesso tregua, le terapie intensive erano sempre operative perché tante erano le persone vittime di incidenti stradali che avevano bisogno di cure, soprattutto poi i reparti ordinari di ortopedia. Questo l'abbiamo sottolineato più di una volta. Nelle scorse settimane la provincia di Treviso con i comuni della Marca trevigiana ha avviato una task force per la sicurezza stradale, ma da questo punto di vista si è ripiombati nell'incubo quando la Marca aveva la maglia nera a livello nazionale di incidenti stradali. Non è più così, ma questo è stato un anno particolarmente difficile. Non ti do al momento il nome della signora, certo, perché so che i familiari non sono stati tutti avvisati ancora, quindi sarebbe anche poco opportuno. Quello che ti posso dire è che la polizia locale sta capendo appunto se la donna si trovava o meno sulle strisce pedonali. Come sai, questo potrebbe fare la differenza anche proprio per la posizione giuridica del conducente poi in eventuali processi, ma al momento è troppo presto per dirlo. Certo. Resta veramente lo shock di una comunità per una perdita così improvvisa. Ecco Christian, tu parlavi poco fa proprio della questione degli incidenti stradali. Io mi lego anche proprio nello specifico ai pedoni, i tantissimi pedoni investiti da auto. Purtroppo la cronaca ce lo ha dimostrato in tante occasioni, un po' in tutta la regione, purtroppo anche auto pirata, ecco. Però il fatto proprio di pedoni investiti. Qualche tempo fa c'è stata la stessa associazione Vittime della Strada che appunto è intervenuta in maniera importante per segnalare quella che è una vera e propria problematica, perché in tanti comuni magari non si fa abbastanza attenzione come amministrazioni proprio per la segnalazione corretta dei passaggi pedonali, l'illuminazione giusta. Insomma c'è ancora tanto da fare per quanto si stia lavorando, ecco, in questo senso. E questo è un aspetto. Ti dirò, questa mattina proprio sul luogo dell'incidente, parlando con alcuni
testimoni con alcuni passanti, alcuni hanno puntato il dito contro la segnaletica orizzontale che oggettivamente, soprattutto in quella zona per le strisce pedonali, era pressoché inesistente, molto sbiadita. C'era la segnaletica verticale ma non quella orizzontale. Poi appunto, ripeto, va appurato, non si sa al momento, assolutamente, con certezza se la donna stesse attraversando o meno queste strisce pedonali. Però questa è una delle lamentele che raccogliamo con frequenza maggiore. La segnaletica orizzontale, come dicevi bene te, Vanessa, in tanti chiedono di posizionare dei dossi artificiali, ma sappiamo che questo è anche un problema da un punto di vista giuridico, urbanistico. Non in tutte le strade possono essere posizionati. Tante le segnalazioni che ci arrivano tutti i giorni dai territori proprio con questa esigenza in particolare. Poi, se vuoi, Vanessa, ti posso anche aggiornare sui movimenti di giornata, perché adesso mi sto dirigendo in un altro quadrante della provincia di Treviso. Mi trovavo nel cuore del quartiere del Piave, adesso vado verso Treviso Sud per, diciamo così, ricostruire una notte, l'ennesima notte di furti, tentati furti, tentati raid tra un paese e l'altro. Come sai, questo è un periodo molto problematico da questo punto di vista. Le festività, le giornate che si accorciano, la disattenzione, la frenesia magari di questo periodo, e in tanti ne stanno approfittando. Quindi anche su questo fronte oggi ci stiamo muovendo appunto per capire, insomma, perché come ben sai in questi casi bisogna poi sempre scindere quello che è l'allarme, magari via social, la segnalazione giusta, opportuna, da quello che magari è il falso allarme. Anche assolutamente. Bene, allora buona continuazione, buon lavoro, grazie Christian per questo tuo intervento, buona continuazione, tutti i particolari ovviamente nelle edizioni serali del telegiornale. Noi andiamo avanti e andiamo a guardare i dati che sono stati divulgati da Azienda Zero, vediamo com'è la situazione delle ultime 24 ore. E allora vediamo subito che ci sono 3.271 nuovi casi positivi, abbiamo un totale di tamponi positivi con dato cumulativo pari a 552.021 unità. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, bene nell'area non critica, perché non c'è nessun nuovo ricovero in area non critica, restano quindi 803 le persone che sono state ricoverate in area non critica. Bene anche, c'è da dire, in terapia intensiva, perché questo -2 segna che ci sono 2 pazienti in meno nella terapia intensiva e siamo arrivati a quota 125. 4 invece i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece la questione vaccinazioni, 47.001 le nuove dosi somministrate in queste ultime 24 ore. Di queste 47.000, 2.780 sono nuove prime dosi, 1.753 sono i cicli completati, 42.427 sono le nuove dosi booster, quindi praticamente le nuove terze dosi che sono state somministrate in queste ultime 24 ore. Un totale di vaccini fatti pari a 8.257.676, ossia il 96,1% delle dosi somministrate in base alle dosi fornite. C'è da dire che resta alto questo numero di contagi, resta molto alto il numero di contagi. Ieri addirittura sono superate le 4.000 unità, è un dato che ha fatto davvero tremare anche lo stesso presidente Zaia.
Superata la soglia dei 4.000 nuovi contagi in 24 ore nella nostra regione, a fronte però, sottolinea il presidente Zaia, del numero di tamponi, il più alto a livello nazionale, che ogni giorno il Veneto effettua. Di pari passo poi aumenta la pressione sugli ospedali, dove ora si trovano ricoverate 889 persone in area non critica, con un incremento rispetto a ieri di 37 pazienti e 134 in terapia intensiva. C'è da dire che in terapia intensiva dei 134, 25-26 sono vaccinati, tutto il resto sono non vaccinati, quindi sostanzialmente se avessimo tutti vaccinati oggi le terapie intensive sarebbero quasi vuote. A preoccupare in questa fase sono proprio le terapie intensive, con una situazione solo all'apparenza tranquilla, perché nell'ultima settimana gli accessi sono cresciuti a ritmo sostenuto. Quello che preoccupa è il numero degli accessi giornalieri. Adesso noi stiamo vedendo un aumento abbastanza contenuto, ma in realtà gli accessi continuano ad essere una decina al giorno, quindi molti, e i posti letto occupati sono compensati dal fatto che cominciamo a avere diverse dimissioni di pazienti. Ed è dal monitoraggio costante delle terapie intensive che emergono situazioni particolari, casi estremi, seppur limitati, anche di rifiuto delle cure. Casi estremi relativi a pazienti che fino all'ultimo rifiutano le terapie ce ne sono. Ce ne sono di pazienti che accettano di essere intubati quando proprio sono in condizioni disperate, e ce ne sono anche che vengono intubati ma che si preoccupano di non venire vaccinati assolutamente, cosa che comunque non verrebbe fatta. Se tutti i veneti fossero vaccinati, aggiunge Zaia, potremmo parlare di una zona profondamente bianca. Invece per la settimana del 20 dicembre rischiamo il passaggio in fascia gialla. I sindaci dalla loro, per evitare il diffondersi del contagio, stanno intervenendo con ordinanze che introducono l'obbligo di mascherina all'aperto. Sono provvedimenti di buon senso, commenta il governatore del Veneto. L'ordinanza dice cosa? Se sei all'aperto e sei in assembramento mettiti la mascherina. Lo capisco e sostengo i sindaci quando le fanno, assolutamente sì. Ma sono sempre più anche i primi cittadini che a ridosso delle festività natalizie e di Capodanno decidono di annullare i tradizionali eventi, come nel caso dei pane e vin. Considerate che per gennaio noi saremo in zona gialla piena, spero che non sia già anche zona arancione, e evitare di fare assembramenti direi che non guasterebbe, dopodiché rispetto le idee di tutti. Considerate che il pane e vin viene vissuto poi dal punto di vista giuridico come uno spettacolo all'aperto, per cui ha anche tutte delle regole da rispettare. Speriamo che sia l'ultima volta che ci poniamo questo problema. A proposito di vaccinazioni, al via anche la campagna che riguarda i ragazzini, i bambini dai 5 agli 11 anni. La prossima settimana arriveranno un po' in tutte le ULSS le informazioni necessarie per la programmazione e poi si parte. Già da lunedì pomeriggio potrebbero aprirsi sul portale della Regione le prenotazioni per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Poi dal 16 dicembre al via con la campagna di immunizzazione che in Veneto interessa una platea di circa 300.000 bimbi. L'assessore regionale alla sanità Lanzarina ha incontrato i 520 pediatri che avranno un ruolo fondamentale in questa fase. Può farla all'interno dei propri ambulatori, quindi chiamando direttamente le famiglie e i bambini, oppure accordandosi con le aziende sanitarie per delle linee vaccinali dedicate all'interno degli hub con degli orari prestabiliti. La prenotazione dunque potrà avvenire o direttamente contattando il proprio pediatra o tramite il portale della Regione. Alcuni medici potranno organizzare sedute serali nei propri ambulatori per vaccinare i piccoli pazienti. Ma ai pediatri la Regione ha chiesto aiuto anche per effettuare i tamponi al termine dei 10 giorni di quarantena per sgravare i Covid point presi d'assalto negli ultimi giorni proprio dagli studenti. Proprio vedendo un po' la crescita esponenziale quasi ingovernabile, mi lasci passare sto termine, dei contagi che noi abbiamo dentro le scuole, perché sono numeri effettivamente molto impressionanti. Allora abbiamo chiesto ai pediatri di libera scelta di poter anche loro fare il tampone per il rilascio della quarantena. In supporto dei prossimi giorni anche la struttura commissariale dopo la disponibilità del generale Figliuolo. Dalla settimana prossima, adesso aspettiamo conferma,
dovremmo avere delle squadre mobili dell'esercito che probabilmente sì, queste verranno indirizzate dai dipartimenti di prevenzione direttamente dentro le scuole. Da più parti, proprio di fronte a questo incremento di contagi nelle classi, sta arrivando la richiesta di anticipare la chiusura delle scuole per le festività natalizie, tema entrato anche nella discussione tra i presidenti di regione. La chiusura anticipata delle scuole ci aiuterebbe, siamo anche consapevoli che però questo comporta anche un carico e un lavoro per le famiglie, perché dovrebbero organizzarsi. Un'ultima analisi riguarda la campagna vaccinale, i cui ritmi sono tornati a quelli di aprile e maggio. Ieri 49.000 le dosi somministrate, in gran parte booster, ma si è registrato un incremento anche di prime dosi. Al momento nessun problema per le scorte di vaccini. In magazzino ce ne sono a sufficienza per rispondere alla domanda e entro fine dicembre in arrivo altre 500.000 dosi. Ci separiamo per pochissimi minuti, a tra poco. Siamo nuovamente in diretta, prima nel servizio realizzato dalla collega Francesca Bozza si parlava appunto con il governatore del Veneto della cancellazione dei vari Panevin, queste manifestazioni in pieno clima natalizio. Nel Trevigiano i vari sindaci si stanno muovendo letteralmente in ordine sparso, vediamo perché. Quinto ci sta ragionando, penso che andremo verso l'annullamento perché purtroppo visti i numeri e visti i contagi non potremo far altro. Mi auguro che le cose migliorino, ma la vedo dura che il 6 gennaio ormai è alle porte. Si va verso l'annullamento dei Panevin anche a Quinto sulla falsariga di quanto già deciso dal sindaco di Treviso Mario Conte, già contenuti prima della pandemia per limitare l'exploit di PM10. Oggi i falò dell'Epifania fanno paura per il rischio assembramenti al termine di un Natale in cui qualcuno già intravede lo spauracchio arancione, ma i comuni della Marca al momento sembrano muoversi in ordine sparso. In ballo, e lo sanno bene i primi cittadini, c'è una delle tradizioni più sentite. A Conegliano, per esempio, nessuna cancellazione in vista, ma regole ben precise. Noi procederemo come l'anno scorso, avremo pochi Panevin ben contingentati, senza affollamento intorno all'area del falò, ma soprattutto per lasciare il segno di quello che è una nostra tradizione, ma senza nessun tipo di assembramento, per cui regole ben precise e anche addetti formati all'alto rischio, per cui nessun rischio dal punto di vista della sicurezza e poca gente intorno ai falò, ma il segno della tradizione per noi è importante. Linea attendista, Crocetta del Montello, la decisione sarà presa al momento debito. I Panevin rappresentano sicuramente un pericolo da questo punto di vista, speriamo di riuscire a farli. Comunque per il momento lei non decide ancora? No, io non decido ora, io attendo gli ultimi giorni per capire se riusciamo a farcela e altrimenti amen. E la cancellazione della manifestazione Panevin a Treviso sta dividendo anche chi storicamente l'organizza. L'ordinanza del sindaco Conte spegne per il secondo anno consecutivo il Panevin delle Case Piavone. Un'assenza che si sentirà considerando che per molti era il falò della città, accanto a quello di San Liberale e Sant'Angelo. Già da qualche anno le ordinanze antismog l'avevano ridotto di molto, ora il Covid lo penalizza ulteriormente, anche se il gruppo folcloristico trevigiano accetta, seppur a malincuore, la decisione di Cassugana. Dovevamo restare alle regole, perché fare il Panevin sicuramente fa aggregazione, cioè è difficile stare distanziati, imporre alla gente di non parlare assieme. Spera invece in un ripensamento la Pastoria del Borgo Furo, l'altro gruppo cittadino che qui al lato della chiesa di Sant'Angelo da sempre accende la catasta di fascine dopo la processione partita lungo il Sile. Siamo ancora su una incertezza grande, però parlaria che non si può dire niente. Dico che perdimmo una gran roba perché il Panevin sono nostra tradizione, sapevi che si impisava sti vari falò per cenare a strada i remagi per andare sulla capanna della natività e non vorrei che passasse la storia di andare al supermercato perché era caldo e che se Babbo Natale sentà e qui potrebbe essere un'alternativa che non, secondo me non va tanto bene. Per Gianni Marini i Panevin magari vanno contingentati in numero e presenze, ma comunque non cancellati. Secondo me proprio torneria ai radici,
impissare dei piccoli panevini se varie famiglie, insomma, adesso in manco, ovviamente una famigliotta che possa dire 10-15 persone che non si crea semplicemente, però dargli un segno a sto panevino. Intanto per salvare la tradizione tutti, gruppo folcloristico in testa, ma anche Pastoriale Borgofuro, puntano tutto sulla Befana. Il vin brûlé e la cioccolata mi permette meglio di organizzare il tutto questo, insomma, di tenere distanziate le persone in modo da stare alle regole assolutamente. Massima capacità vaccinale a Padova, è stato riaperto in fiera il padiglione 8. 23.000 dosi di vaccino in più e riapertura da ieri del padiglione 8 della fiera. 15 le linee vaccinali operative, dopo 2 mesi di stop e dopo un'attività di vaccinazione a dir poco intensissima con quella al padiglione 6. Ogni linea può arrivare a somministrare fino a 156 iniezioni di vaccino al giorno. Il numero totale delle linee disponibili può raggiungere le 36 nei momenti di maggior afflusso di prenotazioni. Il personale al lavoro, una 60ina di persone tra medici, infermieri e OS, è dell'azienda ospedale Università di Padova, che si affiancherà a quello della ULS operativo al padiglione 6. Più il personale che prepara il vaccino, quello dell'accoglienza e alla sorveglianza nella sala di attesa post iniezione, dove si trascorre il classico quarto d'ora sotto osservazione. Secondo il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, in fiera non ci sono code o difficoltà. Moltissime le terze dosi somministrate, l'82%, ma anche seconde dosi, il 10%, e prime dosi per l'8%. Il direttore generale conta di tenere aperto il padiglione 6 almeno fino alla fine di febbraio. In ospedale riaprirà invece tra qualche giorno il punto tamponi collocato nel parcheggio che dà su via San Massimo, una tensostruttura di 300 metri quadrati che servirà a rispondere al gran numero di tamponi richiesti dai cittadini, in particolare dai residenti a Padova. Forse 6 le linee di somministrazione dei test, alle quali si potrà accedere solo con la prescrizione medica. E ancora incidenti stradali, stiamo parlando di un sinistro avvenuto ieri sera nel Vicentino, nello specifico a Cornedo Vicentino in via San Martino, dove 3 veicoli si sono scontrati, 3 persone rimaste ferite, una donna è gravissima, i pompieri sono arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, estratto una coppia da una Volkswagen Polo, la coppia era rimasta incastrata ed è rimasta ferita proprio all'interno dell'abitacolo. Ferito anche il conducente di una Fiat 500, illesa invece la conducente di una terza auto, coinvolta solo parzialmente, fortunatamente, nell'incidente. I 3 feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM 118, sono stati trasferiti in ospedale e la donna in codice rosso. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico e eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni che sono durate più di 2 ore. Noi ci separiamo, qualche minuto di pausa e poi tutte le notizie. Siamo nuovamente in diretta, adesso una brutta storia che arriva dal Trevigiano, dove un uomo ha aggredito in un locale la cameriera soltanto perché gli aveva chiesto di mostrarle il Green Pass. Lui ha detto no, non te lo faccio vedere, ho allungato la mano per prendere la tazzina con il caffè, per far vedere che deve consumare al banco, a ciò che lui mi ha ribaltato la tazzina di caffè, si è rovesciata su di me, sul tavolo, sul pavimento e si è alzato e se n'è andato. Questa è la reazione decisamente sopra le righe di un cliente che nella giornata di venerdì con la compagna e il figlio è entrato in un bar di un grande negozio a San Fiora. L'uomo, di fronte alla richiesta di Anna di esibire il Super Green Pass, non ci sta e polemizza fin da subito. Il signore si rifiutava, ciò che mi diceva perché devo fartelo vedere, e io del tipo signore è la legge, io devo controllare, se no altrimenti non deve consumare al bar, al tavolo, deve consumare al banco. E lui, ma sì, ma cosa vuoi? E io, signore, io non voglio prendere la multa, quindi mi faccia vedere il Green Pass oppure si accomodi al banco. Segue il gesto, brusco quanto violento, il caffè non le finisce in viso solo per un caso fortuito. Per fortuna che avevo la mano, quindi è partito sulla mano e su pavimento tutto, cioè proprio ha fatto quel gesto tipo tienitelo. Sì, mi sono messa a piangere perché non me lo aspettavo e ci sono rimasta male.
C'erano anche i signori a tavola a fianco che si sono proprio messi a scusarsi per lui, dicendo ci dispiace per il gesto che ha fatto, che non era bello e che da denunciare. Il figlio dell'uomo è in evidente imbarazzo e le si avvicina. Il suo figlio mi si è avvicinato e dice mi dispiace, però c'ha anche il Green Pass, però proprio si rifiuta a farlo vedere. Alla maleducazione di certi clienti Anna, come tanti suoi colleghi baristi, è abituata, ma da una settimana con l'entrata in vigore del Super Green Pass gli episodi sembrano aumentati. Certo, stavolta si è superato il segno. È l'unica volta che mi è capitato e mi è bastata sinceramente, perché che ne so cosa capita un altro giorno, se magari un cliente che li gira e dice, cioè, non so cosa può succedere, perché oggi è il caffè, domani cosa, cioè, magari qualcuno anche mi alza le mani, che ne so io. Cosa ti senti di dire a quest'uomo che si è comportato così con te? Che siamo tutti umani e che dovrebbe, cioè come lui è obbligato a far vedere il Green Pass, anch'io faccio vedere il Green Pass ai miei datori di lavoro e sono umana, non è che ho inventato io questa legge, dovrebbe essere più umano anche lui e dobbiamo uscire fuori, quindi cerchiamo di darci una mano a vicenda. Sì, più che umano dovrebbe portare decisamente più rispetto per il prossimo. E adesso invece ci occupiamo del caos tamponi che si sta verificando in questi ultimi tempi al punto tamponi del San Bassiano. C'è un duro intervento che arriva dall'opposizione. 2 anni di pandemia non hanno insegnato nulla a chi amministra pro tempore la nostra ULSS e alla sindaca Pavan. Da cittadine e cittadini che hanno a cuore il bene della città non possiamo tollerare lo stato di cose quotidiano del punto tamponi dell'ospedale di Bassano. Esordisce così il comunicato redatto dal gruppo consigliare Bassano per Tutti in merito alla situazione disastrosa del punto tamponi del San Bassiano, dove quotidianamente vengono segnalate anche alla nostra redazione scene a dir poco incredibili, gente accalcata, nessuna separazione tra chi è Covid positivo e chi no, ore di fila per anziani, bambini. È per questo che la consigliera Erika Fontana ha deciso di far sentire la sua voce. Noi crediamo che l'azienda sanitaria debba prendersi maggiori responsabilità e avere maggiori attenzioni su queste cose, riguardo a queste cose. E come gruppo consigliare chiediamo maggiormente alla sindaca, in quanto responsabile della sanità pubblica e quindi della sanità dei cittadini di Bassano, di cercare di farsi portavoce di queste istanze. Ben sapendo che la gestione dell'ospedale dipende da chi la dirige, Fontana è convinta anche della responsabilità di chi amministra una città. Come amministratori dobbiamo stare attenti e dobbiamo avere cura che i nostri cittadini possano avere maggior tutela anche a livello sanitario. Poi in qualità di presidente della conferenza dei sindaci provare a sentire meglio l'azienda sanitaria per cercare di capire cosa si può fare per migliorare le questioni. Pensiamo anche che però ci sia una scarsa consapevolezza di questa cosa. Scarsa consapevolezza, dice. Però penso che sia sua responsabilità, come dei suoi colleghi sindaci, delle sue colleghe sindache, di cercare di capire, di vedere come migliorare assolutamente la situazione, insomma. È ben consapevole della situazione difficile in cui sono costretti a lavorare medici e infermieri in questo periodo così particolare, è convinta che manca una programmazione da parte della direzione generale dell'azienda sanitaria, pensando che da 2 anni si sta vivendo in queste condizioni. A proposito, guardate un po' questa foto che ci ha girato una nostra telespettatrice scattata nel novembre 2020. Sì, 1 anno fa. Beh, oggi non è cambiato proprio nulla al punto tamponi del San Bassiano. 1 anno pare abbia insegnato davvero poco. Prima manifestazione senza corteo invece a Padova nel pomeriggio per quanto riguarda i No Green Pass. Probabilmente da sabato prossimo attueremo altra strategia, andremo semplicemente
a vedere le vetrine in centro. Prima manifestazione dei No Green Pass senza corteo per le vie di Padova, come da richiesta del sindaco Giordani al prefetto Grassi e come disposto dal questore Sbordone. Circa 300 persone si sono radunate in piazza Sartori in centro, distanti ma non troppo dalle piazze e dalle riviere. Molta ironia e delusione verso il primo cittadino padovano che nei giorni scorsi aveva chiesto alle autorità di fermare le manifestazioni in movimento e gli assembramenti No Green Pass nelle piazze durante i sabati del periodo natalizio, quando il centro storico si riempie di gente. Fare queste manifestazioni non ha più senso, parteciperemo a quelle del sindaco, che sono più sicure. Hanno ironizzato così gli organizzatori durante l'happening pomeridiano in piazza Sartori. In questo periodo così particolare, così difficile anche per chi amministra le varie città, è stato proprio il sindaco di Treviso, Monsignor Tomasi, che ha voluto incontrare gli amministratori, ha voluto dar loro delle parole di conforto. Siamo comunità, la Chiesa come istituzione ha il suo ambito, non si confonde con la politica, ognuno dà il suo contributo al bene comune. Vicini ma ognuno sulla propria strada per lo stesso obiettivo è la posizione della Chiesa trevigiana verso la politica, incontrata ieri sera in Vescovado. Chiesa trevigiana presente quotidianamente nella costruzione del bene comune. Siamo cittadini come gli altri, ma abbiamo anche un deposito di valori, di fede, di coraggio, anche di reti di solidarietà tra di noi che mettiamo sicuramente a disposizione del bene di tutti. Chiesa che in questo tempo però non vuole interferire, ma suggerire. Di invitare a guardare alto, a tenere alti orizzonti, a non accontentarsi delle piccole cose quotidiane solo fine a se stesse. E la platea di sindaci e amministratori locali ha ascoltato attentamente le indicazioni del vescovo e tra loro anche un decano della politica trevigiana che ha richiamato i valori cristiani della democrazia. La Chiesa quanto deve stare vicino a questa politica? Senz'altro deve stare vicini e anche aiutarla, questa politica, di far politica. Perché forse non si fa politica, si fa soltanto slogan. E questo è un discorso che abbassa la credibilità di chi è impegnato in politica. E adesso invece torniamo a Vo, dove partì, lo ricorderete benissimo, 2 anni fa tutto il discorso, il primo morto causa Covid avvenne proprio a Vo, partì tutta la catena dei controlli, delle chiusure, dei comuni barricati proprio per cercare di limitare al massimo i contagi. È partito uno studio all'Università di Padova che va a guardare, a capire come sono cambiate le abitudini alimentari e si sono concentrati proprio su Vo, tra l'altro non nuovo a studi da parte della stessa università, per cercare di capire nel periodo soprattutto della pandemia, della chiusura, nel periodo più critico del lockdown, quali modifiche ci sono state. Ma sentiamo cosa è emerso. La dieta degli anziani di Vo durante il lockdown è cambiata di poco. I meno giovani del comune collinare, famoso non solo per la trachite ma anche per le ciliegie, l'uva e l'olio, hanno continuato a nutrirsi con l'orto di casa e la frutta e hanno mantenuto la linea. È andata meno bene agli over 50, che hanno aumentato il consumo di dolci, birra e diminuito il movimento, con aumento del peso anche per chi tra loro era in peso forma prima della chiusura dei confini comunali. Cambiamenti positivi sono stati che per alcuni di questi sono aumentati il consumo di alimenti cosiddetti sani e soprattutto per le fasce di età però più giovani, quindi più suscettibili effettivamente al cambiamento. Mentre effetti negativi sono stati un aumento di cosiddetti cibi di conforto, quindi i dolci, e l'aumento ad esempio dell'alcol, di consumo di birra e di cibi già pronti, quindi trasformati, e anche dell'utilizzo di condimenti che prima non erano frequenti nella popolazione di Vo, tipo del burro invece che l'olio d'oliva. È diminuito di molto
il consumo di pesce, e quindi noi effettivamente questo l'abbiamo letto proprio per una difficoltà di acquisto di questo tipo di prodotto, che prima veniva consumato prima del lockdown una frequenza un po' maggiore, ancora insufficiente rispetto alle linee guida, però comunque sicuramente è diminuito di molto. 2800 i questionari inviati, ne sono ritornati compilati circa 600, cioè circa il 20%. In un paese dove l'età media supera i 55 anni sono emersi nuovi elementi di coesione grazie al cibo e alla chiusura. È venuto fuori un atteggiamento positivo rispetto al convivio, cioè al fatto che si mangi all'interno della famiglia, e devo dire anche la partecipazione di membri della famiglia, anche più giovani, a sentire dai risultati dei questionari, che partecipano alle attività culinarie. Dallo studio sono emersi anche l'aumento della consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione e il dato secondo il quale il 19% dei guadensi durante il lockdown ha iniziato un'attività fisica che prima non faceva. Certo è che fa impressione rivedere, come abbiamo fatto adesso nel servizio appena trasmesso, realizzato da Guido Barbato, vedere proprio, tornare a vedere le immagini dei militari che si trovano proprio nei punti d'accesso del paese, della città, limitando proprio l'ingresso e l'uscita delle persone. Fare un salto indietro nel tempo e crea ancora davvero scompiglio. Noi ci separiamo per qualche minuto. Siamo nuovamente in diretta, una serie di colpi in due chiese di Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano, tanto che il parroco ha deciso, pensate, di chiudere gli edifici religiosi. Se hanno proprio bisogno di chiedere, no, magari possono ottenere chiedendo, se no di cercare altre sovvenzioni, no, insomma. Sì, perché dopo uno, appunto come ho detto prima, si sente anche in colpa dell'accaduto e magari non dorme neanche la notte, essendo persona anziana. È ancora scosso il signor Luigi, sacrestano della chiesa di Bibano, dove giovedì, probabilmente in orario serale, i ladri hanno razziato le offerte raccolte durante le celebrazioni dell'Immacolata. Diciamo che sui 1.300 euro hanno trovato abbastanza stavolta. Era successo in passato con le cassette delle candele, dei lumini. Sono entrato pensando di trovare i miei soldi messi via e non li ho più trovati. Non ho visto forzature, non ho visto niente, però i soldi non c'erano. Quasi sicuramente c'è la stessa mano dietro il furto nell'altra chiesa parrocchiale, quella di Pianzano, alle cui porte anche in mattinata campeggiava il cartello, davvero inusuale per un edificio di culto, chiesa chiusa causa furti. Don Celestino, il parroco che vive nella vicina Godega, ha sporto denuncia per entrambi gli episodi in caserma dai carabinieri. Furti in chiesa che con le festività solitamente aumentano e i patimenti sono gli stessi di quelli in casa. C'è sempre bisogno, anche perché le spese anche per le parrocchie aumentano, le entrate diminuiscono, anche nelle parrocchie succede questo purtroppo. E adesso andiamo a Mestre con la protesta dei comitati di residenti e di commercianti contro quello che definiscono un vero e proprio buco nero del paese, ovvero l'Umberto I. Una carcassa di cemento e mattoni, nemmeno l'ombra di ciò che è stato e ha rappresentato per la città. Appare così oggi quel che resta degli storici padiglioni dell'ex ospedale Umberto I a Mestre, un buco nero di 4 ettari con i 18.000 metri quadrati di proprietà del comune. Dopo 13 anni di incuria, abbandono e degrado, la comunità tutta, nel presidio della mattinata, ne chiede il piano per la sua riqualificazione. Sono in grave stato strutturale e hanno anche dei problemi di pericolosità. Infatti nell'esposto abbiamo anche chiesto un intervento urgente proprio per tutelare l'incolumità pubblica, visto che il parcheggio è molto frequentato ed è proprio a ridosso dei padiglioni che gli stessi tecnici lì già 2 anni fa avevano detto che erano pericolanti. Il campanello d'allarme sui 3 padiglioni storici, al posto dei quali lì la proprietà sembra voglia erigere l'ennesimo parcheggio, ma stavolta interrato. Questa cosa è strana perché un comune che ha diritto ad avere 3 padiglioni storici e non li assume e non li prende in carico, secondo noi è una cosa quasi da Corte dei Conti. Più negozi, meno supermercati, reclamano commercianti e cittadini uniti in uno degli striscioni della manifestazione.
Quindi commercianti che hanno dovuto chiudere, commercianti che stanno vendendo adesso e insicurezza e degrado per quanto riguarda la vita dei cittadini. Tra i tantissimi comitati presenti anche quello di via Ulloa a Viale San Marco, e non a caso. Sabato prossimo la prossima manifestazione contro un altro grande buco nero cittadino, quello dell'ex Enel di Viale San Marco, via Sansovino. Presenti oggi come la prossima settimana anche i ragazzi di Friday for Future. Da troppo tempo chiediamo spazi in questa città e per l'ennesima volta ci vengono negati. Occupare uno dei tanti spazi abbandonati per noi è un'alternativa e in queste settimane stiamo vedendo come i giovani e la cittadinanza ne abbiano bisogno. E un'interrogazione è stata avanzata invece dai parlamentari veneti della Lega al ministro Giovannini perché venga presa in considerazione la trasformazione del tratto di provinciale 47 Valsugana, nello specifico il tratto di provinciale che va da Padova a Cittadella, venga trasformato, si diceva, in strada statale come il resto dell'arteria. Un'interrogazione dei parlamentari veneti della Lega al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini per ribadire l'importanza e la necessità di riclassificare la strada provinciale 47 Valsugana da Padova a Cittadella e farla diventare statale, attivandosi affinché la sua gestione venga affidata ad ANAS per velocizzare le tempistiche di manutenzione e adeguamento. In prima linea, tra i firmatari dell'interrogazione, presentata sia alla Camera che al Senato, c'è l'onorevole Germano Rachella. Non ci possiamo permettere un asse viario così importante che sia ridotto come è ridotto ad oggi. Asfalti da rifare, guardarai da sistemare, punti strategici pericolosi. Questa tratta da Padova a Cittadella costituisce un collegamento fondamentale alla rete delle strade statali e alla pedemontana veneta, un tratto nevralgico che soffre da tempo per lungaggini nella gestione anche dell'ordinaria amministrazione. Dunque, ministro Giovannini, è arrivato il momento di dare risposta a anni e anni di solleciti e con questo investire anche le risorse del PNRR per una sistemazione definitiva. E adesso andiamo a Roma perché proprio in Vaticano è arrivato il presepe a grandezza naturale che è stato realizzato dai giovani di Gallio. La capanna che ospita Maria e Giuseppe a grandezza naturale di Gallio è arrivata in Vaticano ed è stata montata in tempi record da 5 giovani ventenni della parrocchia di Gallio insieme al parroco Don Federico Zago. Il gruppo, andato in pellegrinaggio a Roma, dove si trova tuttora, ha voluto offrire a Papa Francesco questa natività, collocata in un tipico rustico in legno che in altopiano è usato come ricovero agli animali. Noi abbiamo risposto così con la nostra vita, con la vita di questo gruppo. Quindi emozioni uniche, grandi, indescrivibili, ancora difficili da poter raccontare perché è qualcosa di indescrivibile per me, per loro e per tutta la comunità che è scesa. Il presepe portato a Roma rappresenta la storia di una comunità, la storia di questo gruppo di ragazzi che ormai sono insieme da più di 7 anni e molti di loro sono anche cresciuti insieme. Un messaggio che i giovani hanno voluto dare a Papa Francesco e alle sue provocazioni, proprio perché i giovani di Gallio sono cristiani che si danno da fare e non cristiani da poltrona. E a proposito di Gallio, adesso vi mostro le immagini che sono state realizzate proprio, guardate che meraviglia, alle Melette, questa fiaccolata con i maestri di sci delle Melette che stanno scendendo appunto muniti di torce, immagini suggestive che danno il via alla ripartenza tanto attesa dopo quell'anno tremendo che è stato quello scorso in cui tutto è stato bloccato, ripartenza delle discese, ripartenza degli impianti di risalita, di conseguenza insomma tutto un giro di economia, di turismo che riparte e sport ovviamente che riprende vita e riparte. Allora queste belle immagini sono davvero la conferma di questa grande ripartenza e poi si vedono tante le persone presenti, sono assicurate, sono tutte lontane, quindi vengono garantite le misure di sicurezza, tutti indossano la mascherina e poi ricordiamo ancora una volta
l'obbligo di presentare il Green Pass nel momento in cui poi ci si avvicina agli impianti proprio di risalita. Restiamo in montagna, andiamo però nel bellunese e parliamo delle premiazioni dei bellunesi nel mondo che si sono particolarmente distinti. Ospitata a Alamon, terra storicamente di emigranti, la 21esima edizione del premio internazionale Bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo. La cerimonia ha avuto luogo nel Duomo del Sacro Cuore. Bisogna ricordare che la provincia di Belluno, come tutta la montagna veneta, in modo particolare l'altopiano di Asiago e le montagne della Lessinia veronese, hanno avuto punte di emigrazione pari al 65-70% nell'ultimo secolo e mezzo, e quindi la presenza, in questo caso abbiamo più persone di origine bellunese fuori dai territori della provincia di Belluno che cittadini bellunesi residenti in provincia. I premi sono stati assegnati secondo vari filoni, da quello economico a quello artistico, dal sociale al culturale. Quest'anno c'è anche la seconda edizione del premio speciale che è stato istituito l'anno scorso a ricordo di Vincenzo Barcelloni Corte, presidente storico e anche governatore Rotary del distretto Veneto, e quello di Patrizio De Martin, che è stato il nostro direttore dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per oltre 40 anni e che è stato dato alla Giustina De Silvestri, che è ex direttrice della banca Immune del Plasma, che è stata fondamentale con la pandemia che abbiamo avuto. E poi c'è quella di Bortolot Fausto, da una famiglia che risale al 1890 di gelatieri in Germania, che è stato presidente dei gelatieri europei, presidente dei gelatieri italiani in Germania, è una figura importante. Ed è partito anche lo shopping natalizio. Già pensato che regali fare? No, dipende molto dalla persona in sé. Cioè, solitamente faccio comunque ai miei parenti, ok? Vado molto su cose che comunque sono un po' più utili, quindi mi assicuro che ne abbiano bisogno, ecco. Invece gli amici cerco un attimo di capire di cosa hanno bisogno, comunque cosa può interessare in quel periodo. Tra l'utile e il ricordo, diciamo. Esattamente. E voi avete iniziato? Sì, ma io di solito mi sposto sui libri o sulle cose utili. E spenderai la stessa cifra degli altri anni, meno? Stessa cifra degli altri anni, nel senso che sto continuando a studiare, quindi non ho delle cifre astronomiche da spendere. Andrò per i negozi principalmente, perché così comunque trovi qualcosa di più utile, anche se anche qualcosa di gastronomico potrebbe essere un bel pensiero. Scatole, vestiti, perché a loro piace molto tutto quanto da qua, anche i dolci. Cose utili. Solo utile, quindi non il pensierino, ma un bel regalo? Per i figli, sì, magari dei libri, e poi adesso stiamo cercando un po' di idee. Il budget, quello dell'anno scorso, di più, di meno? Aiuto, su questo lasciamo, vediamo. Ecco, su questo è un po' difficile, sì, probabilmente no, rimane anche un po' inferiore come budget. Penso che all'ultimo momento devo decidere per forza, perché adesso sto guardando comunque. Per rendermi un po' l'idea della persona, dell'oggetto da cui potrebbe far piacere. Saranno pensierini, regali utili, regaloni? Sì, regali utili in tutti i casi, specialmente per i familiari. E il budget sarà come gli altri anni, di più, di meno? Dipende. Comunque stiamo un po' bassetti. Negozi, mercatini? Entrambi. Che cosa avete preso, si può sapere? Un bollitore e un maglioncino, un maglione. E il budget quest'anno come sarà? Di più, di meno degli altri anni? Pensierini, regali utili, cosa sarà? Pensierini e regali utili, quindi un po' di tutto. Budget più o meno come l'anno scorso. E a proposito di Natale andiamo a Burano, perché proprio oggi pomeriggio sarà inaugurato il presepe galleggiante che era stato distrutto dalla mareggiata dello scorso anno e poi ricostruito.
Lo scorso anno venne distrutto dalla mareggiata che spazzò via una ventina di statuette. Quest'anno torna nell'isola di Burano a Venezia il presepe galleggiante in laguna, in una zona che non crea intralcio alla navigazione tra le bricole. Domani nel pomeriggio l'inaugurazione ufficiale. Anche quest'anno ho allestito assieme ai miei collaboratori il presepe in laguna. Il materiale in cui è composto è di compensato marino, dipinto interamente a mano. Le sagome sono montate su pali di legno, conficcate nel fango della barena. Lo sfondo di Venezia abbellisce ulteriormente la visione del presepio. Chi parla è un emozionatissimo Francesco Orazio, fruttivendolo di Burano, inventore del presepio la cui suggestione ha fatto anche quest'anno il giro del mondo, richiamando pure l'attenzione della stampa americana. Si confida in un meteo più clemente rispetto allo scorso anno. Gli eventi atmosferici non siano disastrosi come l'anno precedente, quando un forte vento di scirocco ha fatto smarrire diversi personaggi, alcuni poi recuperati. Colgo l'occasione per augurare un buon Natale a tutti. Un presepe che anche quest'anno sarà certamente meta delle attenzioni di tantissimi veneziani e non solo. Un presepe che naturalmente è anche segno di speranza per il futuro. E con queste bellissime immagini si chiude il nostro telegiornale. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza e poi come sempre alle 21:15 il grande cinema con il film Basic Instinct. Questo per noi è davvero tutto, grazie per averci seguito, una buona domenica pomeriggio, arrivederci.